Quella che vedete alle mie spalle è Riva Lusenzo e siamo a Chioggia. Oggi è una bellissima giornata per i residenti di quest'area perché finalmente è stato votato anche al Senato l'ultimo passaggio della legge su Riva Lusenzo che prevede la sdemanializzazione e il passaggio in proprietà del comune di Chioggia. Via libera all'unanimità del Senato al cosiddetto disegno di legge Chioggia. È il provvedimento che trasferisce l'area del Lusenzo, sulla quale vivono circa 200 famiglie, al patrimonio disponibile del comune di Chioggia, che la alienerà ai residenti. Si risolve così una vicenda complessissima e per certi versi drammatica, visto che nonostante la costruzione di immobili secondo le autorizzazioni previste e regolarmente registrati in catasto e nel piano regolatore generale, mai era stato formalizzato il passaggio di proprietà dallo Stato. Siamo riusciti a dare una risposta a queste 200 famiglie in attesa che hanno vissuto con una spada di Damocle sopra la testa per tutti questi anni. Abbiamo visto purtroppo e ho conosciuto personalmente situazioni drammatiche, cittadini come Arostiozzo che hanno avuto centinaia di migliaia di euro di cartelle esattoriali da pagare, con la casa pignorata e gli stipendi pignorati, cosa che non può avvenire in un paese normale. Nel corso di un secolo a questa vicenda hanno preso parte il Magistrato delle Acque di Venezia, il Ministero per la Marina Mercantile, il Ministero delle Finanze, il Demanio Marittimo e il Patrimonio dello Stato. La questione, portata alla ribalta dal Movimento 5 Stelle in Regione Veneto, è stata accolta a Roma da un fronte bipartisan. Relatore in aula era il senatore leghista Paolo Saviane, che ne ha permesso la soluzione. Io devo innanzitutto ringraziare la perfetta collaborazione che c'è stata tra tutti i gruppi parlamentari su questo provvedimento. È veramente raro vedere questo afflato, questo desiderio comune e dobbiamo dirlo anche questa velocità. Quello dell'area del Lusenzo è un caso di pessima burocrazia, come l'ha definito in aula il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, che però, almeno in questo caso, ha trovato un'ampia collaborazione alla sua soluzione.